Mrs. Robinson. Jesus love you more than you will know. Whoa, oh, oh. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven hold a place for those who pray. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. And dear to you, Mrs. Robinson, Jesus love you more than well you know. Whoa, oh, oh. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven hold a place for those who pray. Hey, hey, hey. Eh, eh, eh. Andrà tutto bene. Un saluto a tutti. Sportivi di Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, fedelissimi di penalty, ben trovati con la nuova puntata della nostra trasmissione. La scorsa settimana siamo stati inondati di video da parte degli addetti ai lavori del calcio dilettantistico siciliano e anche questa settimana saranno sempre loro i veri assoluti protagonisti della nostra trasmissione. Salve direttore, buonasera agli amici di Penalty. È un periodo difficile, un periodo che ci porta ancora di più a rispettare le regole, ancora di più a fare gruppo come spesso facciamo nelle nostre squadre, stare lontano dai campi di allenamento, dai campi di gioco. Per noi abituati a vivere di calcio è molto complicato, ma tutti insieme usciremo dal buio e torneremo a divertirci. Stiamo uniti e rispettiamo le regole che ci vengono imposte. Presto torneremo dove siamo abituati a stare. Un abbraccio forte, arrivederci. Buongiorno a tutti, miei cari sportivi, giovani e meno giovani come me. Io oggi ho l'opportunità, grazie a due miei amici carissimi, Tortocici Ettore e Salvo Pappalardo, che è il promotore di queste bellissime storie, di due bei libri, in questo periodo con questo coronavirus che ci ha bloccati in casa, ma non ci ha fatto perdere mai la fede, non ci ha fatto perdere mai la sportività e la voglia di fare. Io dico ai ragazzi di oggi, seguite molto i vostri istruttori, sono loro che hanno le competenze, però per diventare un giocatore, o quantomeno i fenomeni nascono da soli, non si diventa fenomeno, non si diventa Maradona, non si diventa Messi, né Cristiano Ronaldo né Ronaldo dell'Inter e tanti altri che potrei, Cruyff e Van Basten, ne potrei citare una miriade di giocatori.
Ma per essere un buon giocatore bisogna fare dei sacrifici. Non ascoltare i propri genitori, non è una cosa che faccio. I genitori debbono fare i genitori, i nonni. A chi sa questo mestiere? E questo mestiere lo sanno gli istruttori o gli allenatori quando si va in altre categorie. Ma la cosa importante che dovete attenzionare, ragazzi, è lo studio. Questo è fondamentale, se non direi determinante. Io vi posso dire semplicemente questo, un in bocca al lupo. Io giro sempre perché questa è la mia passione, anche se ho un'età molto avanzata, e lo posso dire, non ci sono problemi, sono, se Dio vuole, prossimo agli 81 e ho sempre la passione, sempre la voglia di fare, sempre da imparare. Ed io ho imparato e imparo da voi giovani, perché siete voi giovani che dovete crescere. Io posso dare solo dei consigli. Vi voglio bene, un grande abbraccio, grazie a tutti voi che mi state ascoltando. Ciao! Ciao ragazzi, sono Pietro Tarantino. Innanzitutto vi mando un abbraccio dalla mia Palermo, dalla bellissima Sicilia. Che dire, stiamo facendo una partita difficilissima da vincere. Non è facile, lo so, però solo rimanendo uniti e tutti a casa possiamo sconfiggere questo virus che accomuna tutta l'Italia e non solo. Adesso si sta espandendo in tutto il mondo. E veramente la dobbiamo sconfiggere solo stando a casa, ragazzi. Stiamo a casa perché solo così si può sconfiggere. Sono le regole e le normative che ci dà il nostro governo. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene. Un saluto affettuoso a tutti gli amici di Penalty, in particolare ad Ettore, dalla redazione di Rosanero Live, dalla redazione di Palermo Live, da Michele Sardo. È un momento assolutamente tragico, direi drammatico per l'Italia, per tutto il mondo, soprattutto per l'Italia del Nord, ma piano piano purtroppo il contagio si sta espandendo anche qui al sud. Questo è grave perché abbiamo avuto un vantaggio rispetto alla Lombardia, ovvero l'abbiamo saputo prima, però molti di noi abbiamo sottovalutato il problema, abbiamo creduto che fosse poco più che un'influenza o qualcuno addirittura poco meno di un'influenza, e i risultati purtroppo sono questi. Il guaio è che anche adesso c'è chi non riesce a comprendere che l'unico modo per risollevarci, per superare questo brutto momento, è rimanere a casa. L'abbiamo ribadito in tutte le salse. In questo momento godiamoci la nostra famiglia, godiamoci i nostri interessi a casa nostra, ripuliamo la casa, verniciamo le pareti, curiamo le piante, aiutiamo nostra moglie a cucinare, i nostri mariti nel fai da te. Insomma, facciamo tutto quello che è possibile fare in questo momento per cercare di ammazzare la noia, ma cerchiamo di restare assolutissimamente a casa. Noi all'interno di Rosanero Live abbiamo fatto diversi editoriali, uno in particolare nei giorni scorsi, firmato Marco Iona, dove parlavamo appunto del calcio in questo momento, che sta vivendo un momento di sospensione, e devo dirvi, gestendo un giornale sul Palermo, ma anche diverse pagine sul Palermo Calcio, che in questo momento comunque la gente non si lamenta, moltissimi sportivi, moltissimi tifosi hanno capito il momento e stanno aspettando. Arriveranno tempi migliori, arriverà il momento in cui potremo riabbracciarci tutti anche allo stadio, e purtroppo dovremo anche sbracciarci oltre che abbracciarci, perché l'Italia sta subendo un duro colpo, l'economia mondiale sta subendo un duro colpo, e probabilmente anche lo sport ne pagherà le conseguenze. Però dobbiamo essere fiduciosi, dobbiamo essere ottimisti, restiamo a casa, lo ribadisco, usciamo presto da questa brutta pandemia e torniamo nuovamente a vivere così come facevamo, magari con qualche precauzione in più, cercando di trarre insegnamento da questo momento difficile, cercando di trarre insegnamento da tutto quello che in questi giorni l'isolamento ci ha insegnato, ovvero godiamoci un pochino di più i nostri cari,
cerchiamo di avere qualche precauzione in più, magari quando abbiamo un'influenza copriamo il nostro viso con una mascherina, anche se è un'influenza banale. Cerchiamo di rispettare di più la natura, cerchiamo di rispettare di più le nostre città, cerchiamo di avere più igiene personale e cerchiamo di avere igiene anche e rispetto per la nostra città e per il prossimo. Un saluto a tutti voi e forza Palermo, forza lo sport e soprattutto forza Italia e forza mondo. Dai che ce la facciamo. Salve a tutti amici sportivi di Penalty, è un momento davvero delicato e importante per la nostra Italia e per tutti gli italiani. Secondo me la situazione è abbastanza preoccupante, soprattutto per i numeri di contagiati che si sono registrati in questi ultimi giorni. Però nello stesso tempo ho fiducia nel nostro sistema sanitario che in questo momento è messo a durissima prova. L'unica cosa che possiamo fare noi è quello di stare tutti uniti per poter risolvere e sconfiggere questo problema. Questa volta però per poter distruggere questo avversario è necessario restare a casa. Tutti insieme possiamo farcela, andrà tutto bene, ne sono convinto. Ciao Ettore, ciao a tutti e a tutto il mondo calcistico e non. La mia situazione in questo momento che stiamo vivendo è una situazione brutta che stiamo vivendo. Io spero che passerà tutto, che sarà un brutto ricordo e che spero che diventeremo uomini migliori dopo questa situazione grave che stiamo vivendo. Per quanto riguarda il calcio spero che riparta il presto possibile perché le domeniche mancano quelle battaglie sportive, tra virgolette, chi deve fare i playoff, chi deve vincere il campionato, chi deve salvare e spero che ci riprendiamo tutti la nostra vita. Un abbraccio e spero che ci vedremo prestissimo nei campi di calcio. Ciao a tutti e ciao soprattutto ai telespettatori di Penalty, di Ettore Tortorici, un grande saluto anche a lui ovviamente, un piccolo contributo che voglio dare anch'io, queste sono giornate difficili in cui stando a casa si pensa tanto e soprattutto si cerca di ragionare su quante cose sono importanti, realmente importanti nelle nostre giornate. Siamo uomini di sport, quindi sappiamo perfettamente quanto per noi sia importante lo sport, il calcio, per quanto riguarda me nello specifico, ma oggi è il momento di dare delle priorità e la priorità chiaramente è quella della salute e dello stare bene e dello stare a casa soprattutto. Ricostruiamo la nostra comunità, il nostro senso civico stando a distanza, almeno per adesso. Un saluto a tutti. Stiamo attraversando un periodo storico decisamente particolare e molto triste. Ma è la storia stessa che ci insegna che eventi particolarmente tragici come quelli che stiamo vivendo segnano una linea netta di demarcazione tra quello che c'è stato prima e quello che ci sarà dopo. Ecco, il mio pensiero, che poi fondamentalmente è un augurio, è che il mondo che ci sarà dopo il Covid possa essere decisamente migliore di quello che c'è stato prima. Il mondo, ma anche lo sport e il calcio in primis. Questo fermo forzato che giustamente è stato imposto dovrebbe aiutare tutti a riflettere un po' di più sull'importanza e sul rispetto dei valori, sul rispetto nei confronti della nostra stessa passione, su quello che oggi ci sembra un qualcosa di così bello e lontano, cioè l'aspetto aggregativo che è assolutamente negato in questo periodo, su quella che è la componente ludica, soprattutto nel mondo dei dilettanti, ma anche e soprattutto su quella che è la componente educativa di uno sport, il calcio, che purtroppo negli ultimi anni a tutti i suoi livelli non ha dato una bella immagine di sé. Buonasera Ettore, buonasera a tutti gli amici ascoltatori. In questo intervento sicuramente mi sarebbe piaciuto parlare di calcio, parlare del progetto nella quale sono stato coinvolto in quest'anno
Tra le due scuole calcio che vanno per la Maggiore Ragusa, Game Sport e Ragusa Boys, che si sono unite per quanto riguarda la fase, le categorie agonistiche, mi hanno affidato la guida tecnica degli Under 15 regionali. Stiamo disputando un grande campionato, siamo primi in classifica con 4 punti di vantaggio rispetto alla seconda a 4 giornate alla fine. Mi sarebbe piaciuto parlare di promozioni, di eccellenze, insomma delle categorie che viviamo più da vicino noi, del bel duello al vertice fra Siracusa, Pozzallo e Megara in promozione, Sant'Agata e Paternò in eccellenza, del Marina di Ragusa, del Ragusa, città nella quale vivo, dello Sciacca che si sta giocando il campionato insieme alla Folgore, Sciacca, città nella quale sono nato e che porta sempre nel cuore ovviamente. Ma purtroppo in questo momento così difficile parlare di questo è impossibile. Però sono sicuro che ne usciremo fuori stando uniti. Ora, giusto per rimanere in tema nel nostro mondo, dobbiamo giocare la partita più difficile. Dobbiamo essere bravi, dobbiamo rispettare le regole. Sono sicuro che stando uniti, distanti ma uniti, seguendo le regole che ci hanno imposto, insomma, chi è più competente di noi sicuramente ce la faremo a vincere questa partita, ne usciremo fuori alla grande, torneremo a sorridere nella vita e soprattutto torneremo noi addetti ai lavori a vivere l'aria del campo, a sentire l'odore dell'erba, a vivere con i ragazzi, stare con i ragazzi, che è una cosa bellissima in questa nuova esperienza che sto facendo. Stare con i ragazzi è qualcosa di stupendo, ti portano gioia, allegria, serenità ed è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. Volevo chiudere facendo un ringraziamento particolare ai medici, agli infermieri, ai camionisti, agli autotrasportatori, insomma, che ci danno la possibilità di tirare avanti in questo periodo dove tutti dobbiamo stare a casa, perché solo così ne usciremo fuori. Io resto a casa e uniti ce la faremo. Ciao Ettore, ciao a tutti. Certo, la location è un po' ambigua perché sono sul balcone di casa. Sono anche in tenuta sportiva perché il momento è drammatico, sì, questo è vero, però ognuno di noi che ha giocato a calcio, che vive di calcio, vive di sport, la prende, cerca di fare la qualsiasi cosa per non pensarci, no? Per andare avanti. Come vive questo momento uno sportivo, un tifoso? Sai, sin da bambino uno ha il sogno che non è neanche quello di andare per forza a giocare in Serie A, ma è quello di uscire, andare a giocare con gli amici, con gli altri bambini. Oggi quello che fa più tristezza è pensare ai bambini che già prima si rinchiudevano in casa con PlayStation e quant'altro. Oggi sono costretti a farlo e quella minima parte che magari usciva a giocare, a dare due calci a un pallone, non lo può fare. Speriamo che tutto vada per il meglio, perché alla fin fine l'italiano, se c'è una cosa che lo accomuna, è proprio il calcio, lo sport, tutto quello che tutte le emozioni che questo sport ci riesce a dare. Io vi saluto, vi mando un forte abbraccio e grazie ancora. Grazie innanzitutto a Ettore Tortorici per avermi chiesto questo video messaggio. È trascorsa una domenica senza calcio, senza sport, purtroppo ce ne aspettano altre senza calcio e senza sport. Speriamo di tornare al più presto alla normalità, di tornare ad affollare uno stadio, una palestra, una piscina, un circuito automobilistico e tornare a scrivere di emozioni, di gioie, di delusioni, di amarezza che fanno parte della quotidianità, della normalità dello sport, del calcio che ci manca. Naturalmente
oltre a questo augurio anche una riflessione per quelle che saranno e che sono le conseguenze di questa emergenza coronavirus per ciò che riguarda non solo la vita di tutti noi nel quotidiano, per quello che influisce sulla vita familiare, ma anche per quelle che saranno le conseguenze a lunga scadenza in termini economici, perché c'è tanta economia che ruota anche attorno allo sport. Speriamo di tornare al più presto alla normalità. Noi restiamo a casa. Ciao a tutti, sono Alessandro D'Antoni, alleno portieri. Volevo lanciare un messaggio a tutti i portieri, nella fattispecie. Il messaggio è questo: cercate di continuare a lavorare magari in maniera ovviamente diversa come siamo abituati, perché siamo abituati a entrare in campo sempre e a lavorare dal punto di vista soprattutto fisico. Cercate di lavorare sì dal punto di vista fisico per quanto possibile a casa, ma cercate soprattutto di lavorare su aspetti tecnici. Quindi per chi ha la possibilità di avere dei video propri, o per chi vuole andare su YouTube a prendere dei video di altri portieri, potete tranquillamente inviarli a me o ad altri allenatori di riferimento. Cercheremo di analizzare assieme quelli che sono gli aspetti di tattica individuale, tattica di gruppo, e così magari cerchiamo di fare un qualcosa che durante l'arco dell'anno è veramente difficile fare, non si trova mai il tempo per farlo. Ce la faremo. Ciao Ettore, ciao a tutti. Questo momento molto particolare che ci ha colto di sorpresa, impreparati, in questo momento ci sta vedendo come parte della soluzione. Ce l'hanno detto e ribadito, siamo parte della soluzione. Il nostro modus operandi, la nostra abnegazione, il nostro rispetto delle regole farà in modo che chi è che sta lottando in prima linea per accudire chi è che è stato colpito da questo virus sicuramente farà in modo di alleggerire quella che è la pressione nella rete ospedaliera e evitare e diminuire il contagio. Noi, popolazione del calcio dilettanti, spesso siamo abituati a gestire situazioni impervie e non ottimali, quindi siamo ben allenati e soprattutto la cosa più bella è che in questo periodo si sta condividendo tra addetti ai lavori battute, ricordi, videochiamate, momenti che certamente stanno stemperando le ultime tensioni e che certamente ci ritroveremo nei rapporti prossimi e futuri quando si ritornerà, diciamo, alla vita normale, quindi anche ai nostri campionati e a giocare. Un abbraccio a tutti. Buonasera Ettore, buonasera agli amici di Penalty. Parlare di sport, di calcio in questo periodo risulta complicato, quasi superfluo. Anche il calcio si è fermato, l'ha fatto probabilmente con un po' di ritardo, ma adesso occorre semplicemente avere senso di responsabilità, senso civico, stare a casa, rispettare le regole e sperare che questo periodo possa passare in fretta. Lo sport, come tutte le altre attività, possono attendere. Certo, viviamo una quotidianità diversa, stravolta nel vivere di ogni giorno. Dobbiamo prendere da questo periodo ciò che di buono può esserci e capire che il sacrificio odierno potrà rappresentare la via per uscire da questo periodo terribile che tutti noi stiamo vivendo. Un abbraccio naturalmente pieno di speranza va a quanti stanno combattendo in prima linea. Penso ai medici e agli infermieri che in maniera eroica stanno garantendo i servizi ai malati. Speriamo che l'Italia possa uscire presto da questo tunnel e che la luce possa essere rappresentata anche dal ritorno a quelle attività legate allo sport in generale che tanto ci piace seguire e fare. Un abbraccio a voi, viva l'Italia e speriamo presto di uscire da questa brutta situazione.
Ettore, un saluto a tutti i tuoi ospiti e i telespettatori. Ci siamo sentiti, mi dicevi di analizzare un po' il momento sportivo per quanto riguarda il fermo del campionato e tutte le attività sportive. Devo dire che da quasi 10 anni più che sono nell'ambito del calcio e non mi sono fermato, sembra una cosa normale, però ha preso il sopravvento la salute, che è la cosa più importante. Sicuramente uniti riusciremo a sconfiggere questo virus. Cerchiamo di attenerci alle regole, al regolamento del governo per quanto riguarda lo stare a casa, e magari scopriremo cose che prima non facevamo, quello di stare nell'ambito familiare e di stare sereni, di goderci un po' più l'intimità. Da qua questa corsa alla medicina per salvaguardarci da questa brutta situazione, e uniti secondo me ce la faremo, ognuno dovrà rispettare le regole che ci hanno imposto. Per quanto riguarda l'ambito sportivo ti posso dire che giustamente ci viene a mancare la quotidianità sportiva, gli allenamenti, le partite, però penso pure che bisogna essere intelligenti e bisogna per adesso cercare di stare sereni e pensare alla nostra salute, che è la cosa molto più importante. E se tutti faremo dei passi verso lo stare bene, e sicuramente riprenderemo ognuno le sue attività sportive, lavorative, e quindi torneremo al quieto vivere, alla normalità. Ti saluto, un abbraccio, ci vediamo presto, salve a tutti, mi raccomando, restiamo a casa. Ciao a tutti, volevo spendere due parole su questo periodo così difficile che stiamo attraversando, che sicuramente ci porta a delle considerazioni, a degli spunti e delle riflessioni. Per me e sicuramente penso anche per voi, la forzata lentezza della vita quotidiana ci sta portando proprio ad assaporare la bellezza di quelle piccole cose che prima davamo per scontato. Inoltre questo periodo così difficile ci porta anche a valutare quando dovremmo essere bravi dopo a cogliere le vere priorità nella vita di ciascuno di noi, e soprattutto a valorizzare il tempo e dare valore proprio al tempo. In questo momento credo che la cosa più importante da fare sia quella di rimanere a casa, di essere pazienti e soprattutto rispettare le regole. Questa è l'unica arma che abbiamo a nostro vantaggio per poter sconfiggere questo nemico, questo avversario di cui non conosciamo nulla. Quindi la cosa più importante è proprio quella di limitare i contagi, e per limitare i contagi dobbiamo limitare i contatti, e questo vuol dire rimanere a casa. Tutto questo sicuramente non durerà per sempre, ed a quel punto dovremmo essere bravi a farci trovare pronti per affrontare la vita con un altro spirito. Da un punto di vista sportivo devo dire che sicuramente rimanere il pomeriggio a casa non è bello, perché uno è abituato ad allenarsi, a stare con i propri calciatori. Però devo dire che tutto questo deve passare in secondo piano, perché la cosa più importante in questo momento è la tutela della salute di ciascuno di noi. E penso che con l'aiuto di tutti, con la collaborazione, con i sacrifici di ognuno di noi, potremmo un giorno ritornare nuovamente alla normalità della vita quotidiana. Quindi un saluto a tutti e restiamo a casa, che tutto andrà bene. Buona serata. Salve a tutti amici e colleghi. In un momento così surreale credo che le mie uniche parole da dire sono quelle di rimanere tutti uniti e rispettare ciò che le direttive ci impongono. Tutti insieme potremmo superare questa crisi. Vive il calcio e lo sport in generale. Tutti uniti ce la faremo. Un abbraccio virtuale. Io sto a casa. Un bacione a tutti. Stiamo vivendo in un periodo di emergenza, ma se facciamo squadra, mettendo in campo coesione, coraggio, forza, spirito di sacrificio,
responsabilità e determinazione riusciremo a vincere la partita contro il Covid-19. Quando tutto passerà riassaporeremo il piacere della normalità e delle cose che davamo per scontate. Mi auguro che quando tutto sarà finito ci sia almeno servito per riscoprire valori della vita che magari si stavano perdendo, come la solidarietà, l'uguaglianza e l'amicizia. Buonasera Ettore, buonasera a tutti. E allora, per quanto riguarda il momento, insomma, in generale è un momento particolare che sta prendendo tutto il paese, quindi questa cosa dispiace. Per quanto riguarda il nostro calcio, sicuramente non è una situazione facile, molte società hanno investito, non vorrei essere nei panni del presidente della Lega che dovrà prendere una decisione, perché credo che avevano detto che si poteva riprendere il 22 e invece credo che ad oggi non si possa stabilire una data, quindi dispiace per tutti gli addetti ai lavori. Eravamo arrivati ad un punto della stagione dove si potevano decidere tante cose, questo non è successo. Dispiace per i ragazzi che sono specialmente in eccellenza, in Serie D, in eccellenza soprattutto non ci sono delle garanzie, quindi insomma, pagheranno delle conseguenze, spero il meno possibile, le società che hanno investito. Io l'unica raccomandazione che faccio è che mi auguro che tutti siano d'accordo per trovare la migliore soluzione e non tirare ognuno i propri interessi. Quindi faccio un ingrosso in bocca al lupo a tutti gli addetti ai lavori, alle società, ai ragazzi e dico io resto a casa. Un abbraccio a tutti. Amiche e amici sportivi, buon pomeriggio da Roma. Io sono Carlo Edoardo Canepone della redazione di Sport in Oro, in onda tutte le domeniche su Rete Oro. Uso ancora il presente perché non si molla e torneremo presto in trasmissione a parlare dello sport più bello del mondo, il calcio, che per il momento è in quarantena. Qui a Roma stiamo vivendo una stagione un po' particolare, lo sapete, con la Lazio che lottava per lo scudetto, la Roma che sognava di arrivare in fondo in Europa League, però per il momento anche il calcio va in quarantena e dobbiamo accettarlo. Se n'è appena andata un'altra domenica e tante altre se ne andranno senza il nostro sport, lo dobbiamo accettare, però forse quando tornerà lo apprezzeremo ancora di più, sarà ancora più bello abbracciarci per ogni gol e apprezzeremo anche quelle giocate fini a se stessa, magari un passaggio in orizzontale in difesa, un retropassaggio al portiere con la squadra sotto nel risultato, un lancione disperato dell'ultimo minuto, e cominceremo ad apprezzare anche queste piccole cose. Quindi teniamo duro, non molliamo, rimaniamo a casa, perché questo è l'unico modo per provare a contenere questa emergenza e per uscirne il più presto possibile, per tornare tutti insieme sui campi, perché torneremo sui campi e sarà bellissimo. Torneremo a popolare le tribune, ad ammirare lo sport più bello del mondo, quello che ci fa gioire ed emozionare tutti i giorni. Quindi un grande saluto, stiamocene a casa, che tutto andrà bene. Buonasera Ettore, buonasera a tutti gli amici che ti guardano. Mi hai chiesto di mandare un messaggio e sono davvero felice di potertelo mandare, perché mi piace stare sempre a contatto con i tifosi di tutte le squadre, che più che altro con gli anni sai che sono diventati e sono sempre nostri amici. Sì, è vero, è un periodo abbastanza particolare, anzi io credo di essere uno tra i colleghi che fino all'ultimo sono stati in campo, visto che appena una settimana fa c'è stato Sicula Leonzio Rende a porte chiuse, siamo stati con i colleghi distanti 1 metro dall'altro, ci hanno misurato la temperatura. È chiaro che in corso durante questa settimana le cose sono cambiate, per cui che ci si crede o che non ci si crede, il periodo storico che stiamo vivendo è davvero particolare.
Se ci chiedono di rimanere a casa, restiamo a casa, io resto a casa perché ne vale della nostra salute. È vero, abbiamo passato una domenica difficile, complicata, lontana dalle nostre dolci abitudini dettate dai campi e dalla passione per il calcio. Bene, io credo che qualche domenica di stop per qualunque sport o per qualunque attività possa far sì che tutto possa ritornare bello e meraviglioso come prima. Io credo che il calcio e lo sport siano qualcosa di meraviglioso per me, è unione, è fondamentale per la compattezza di un popolo come quello italiano, che forse sta riscoprendo molto delle proprie tradizioni, delle proprie origini che si era perso. Ma noi siamo forti, abbiamo un po' la testa dura, però siamo forti. Io resto a casa, lo ripeto. Grazie Ettore, buon lavoro e un saluto e un abbraccio fortissimo a tutti gli amici sportivi che ci seguono e che seguono te. Ciao Ettore e buonasera a tutti gli amici di Penalty. Allora, grazie per l'invito Ettore e complimenti per il programma che sta dando ciò che tu ti meriti. Niente, volevo dire solamente che voglio fare le condoglianze a tutte le persone che hanno perso i loro cari e questo purtroppo è doveroso. E poi voglio dire un grazie a tutti coloro che stanno lavorando per noi, sanità, tutto ciò che è reparto alimentari, trasportatori e quant'altro. Questo ci tenevo a dirlo, anziché parlare di coronavirus e quant'altro che se ne parla tanto dai social, dalle tv, quindi non voglio più parlare. La cosa che voglio dire è che purtroppo da questo evento negativo spero che l'uomo tragga delle cose positive, che traiamo cose positive. Come dico sempre nel calcio, da ogni cosa negativa si deve trarre una cosa positiva. Se vogliamo prendere le cose positive e vedere la mancanza della famiglia, che la vai a vedere in questi momenti, dato che siamo tutti quanti a casa, siamo finalmente a contatto 24 ore su 24 ore con i figli, con la moglie, e questo è importante. La cosa che come positivo dovremmo trarre è capire che queste persone che oggi stanno lavorando in maniera esagerata, in maniera pazzesca per noi, sono importanti. Non bisogna sempre criticare nella vita, perché criticare è facile per tutti. Magari ci vorrebbe un'organizzazione differente, ma questo non sta a me dirlo. Però l'importanza dei trasportatori, l'importanza della sanità, l'importanza della parte alimentare nella nostra vita ora ci fa capire la sua importanza. Quindi sono convinto che tutti ne trarremo cose positive. E poi se parliamo di calcio, ci fa capire quando ci manca il calcio che noi viviamo giornalmente, con i giocatori, con i dirigenti, con la società, con le squadre avversarie, perché poi la domenica ti confronti non solo dentro il campo, ma ti confronti anche fuori dal campo. Ti fa capire l'importanza di essere ospite in un programma televisivo come il tuo, ti vengono a mancare queste cose, tutto il contatto con il sociale poi ti viene a mancare e capisci veramente l'importanza di queste cose. Quindi l'unica cosa che voglio fare è traiamo da questo evento negativo delle cose positive, facciamone tesoro e ci gioveranno come esperienza di sicuro. Faccio il mio in bocca al lupo a tutti quanti e un grande in bocca al lupo anche a te Ettore, e spero che il programma abbia sempre più successo, perché te lo meriti, perché lavorando per come hai lavorato tu dal primo giorno a oggi è da pochi. Ok Ettore, grazie ripeto a tutti e un buon in bocca al lupo, e rimaniamo a casa fin quando tutto non si sistemerà, e poi riprenderemo più forti di prima, perché l'uomo nella sua storia ogni volta che cade risale e corre più di prima, e noi dobbiamo fare così come abbiamo fatto sempre. Un grande in bocca al lupo a tutti. Ciao a tutti. In questo momento difficile per noi sportivi e in generale per tutti gli italiani,
Anch'io faccio la mia parte, resto a casa, fatelo anche voi e presto torneremo a fare la cosa che ci piace di più, che è quella di calcare i campi di calcio. Ricordatevi che il calcio è per i tifosi, quindi fate questi piccoli sacrifici per il bene di tutti. Ciao a tutti e a presto. Anche noi di Penalty ci uniamo al coro comune, rimaniamo tutti a casa. Ci fermiamo, adesso c'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio e continueremo a vedere i video da parte degli addetti ai lavori del calcio dilettantistico siciliano. Amici, ciao a tutti da Amadeus. Ovviamente tutti noi abbiamo la massima attenzione a qualsiasi notizia che riguardi il coronavirus. Allora è fondamentale osservare insieme alcune semplicissime regole, come quello di lavarsi le mani spesso, non toccarsi mai gli occhi, naso e bocca con le mani. E se dobbiamo starnutire e non abbiamo un fazzoletto monouso, facciamolo sulla piega del gomito. E altre regole molto semplici che trovate sul sito del Ministero della Salute. Aiutiamoci l'un con l'altro. Insieme ce la facciamo. Eccoci rientrati, siete con Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, seconda parte di questa trasmissione ancora una volta speciale con un sottotitolo che ci accompagnerà ancora per molte settimane, Andrà tutto bene. Seconda parte che inauguriamo ancora con le voci e i pensieri del calcio dilettantistico siciliano. Un saluto caloroso a tutti i telespettatori di Penalty, ciao Ettore, ciao Paolo. Ciao Federica, ciao Ettore e ciao anche ai tuoi telespettatori. Anche a distanza si può fare davvero tanto, siamo costretti ad uno stop forzato legato all'emergenza coronavirus, ma come facciamo io e Paolo, io sono infatti a Paternò e a Terme Vigliatore, a distanza si può davvero comunque fare tanto, accontentarci di quello che si ha. Anche a distanza infatti abbiamo pensato a questo video un po' più originali per invitarvi in questo momento di grandi difficoltà a mettere da parte ogni rivalità, ovviamente parliamo in ambito sportivo, rimaniamo nel nostro campo, quello appunto sportivo del calcio dilettantistico, per essere ancora più uniti di prima, fare squadra. Quindi il consiglio che sia io ma anche Federica possiamo darvi è quello di rimanere in casa. Tra l'altro lo abbiamo scritto anche in alto proprio nel nostro video, sappiamo che non è semplice rimanere chiusi dentro, però dobbiamo farlo, dobbiamo stare uniti in questo momento di difficoltà per il nostro paese, per l'Italia, per l'Europa intera, ma anche il mondo, visto che ormai si parla di pandemia, e solo così possiamo riuscire a sconfiggere questo Covid-19. L'augurio è quello di poterci rivedere nel più breve tempo possibile nuovamente sui campi di calcio per poter raccontare ancora le gesta delle squadre dilettantistiche siciliane. Se riusciremo a fare questo vorrà dire che magari saremo riusciti a sconfiggere il coronavirus. Un saluto a te Ettore e a tutti i tuoi telespettatori e ovviamente un saluto anche a Federica. Ciao a tutti, ciao Ettore. Ciao Paolo! Ciao ciao! Buonasera Ettore, buonasera a tutti. Alfio Barbagallo, amante del calcio, dello sport. In un momento del genere anch'io rimango a casa come tutti quanti noi, sperando che le nostre attività calcistiche, le nostre realtà si possano nuovamente mettere in funzione. Incrociamo le dita che questo problema si risolva nel più breve tempo possibile per chi lavora come me, sia nel mondo del libero professionismo che con le scuole calcio. E da sensazioni mi auguro che i campionati, parlando della cosa più futile in questo momento, ma che comunque ci rappresenta, possano avere l'opportunità di ricominciare e completare quelli che sono tutte le competizioni e
al fine di poter soddisfare tutte quelle società che comunque prima della sosta, prima delle restrizioni, avevano già provveduto con sacrifici a poter organizzare delle stagioni calcistiche e completare con tutti i sacrifici che si sono fatti. Ti ringrazio per questa opportunità e vi auguro a tutti una grandissima ripresa perché l'Italia è questa, al momento che cade si riprende e noi catanesi in particolare ne conosciamo cadute e risalite più di una volta. Ciao Ettore e grazie. Ciao Ettore, ciao a tutti gli amici di Penalty. Sicuramente stiamo vivendo una situazione un po' imbarazzante ed emergenza, ma sono sicuro che ne verremo fuori al più presto e potremo di nuovo gioire per la nostra grande passione che è il calcio. In questo momento la priorità è la nostra salute, quindi stiamo tutti a casa e proviamo a uscire da questa emergenza il più presto possibile, ma sicuramente dopo l'emergenza ci sarà la speranza di avere una nuova rinascita e lì potremo di nuovo godere dei benefici della nostra grande passione. Un abbraccio e forza calcio, viva il calcio! Buonasera a tutti amici di Penalty. Niente che dirvi, io non posso sicuramente sistemare le cose anche se vorrei. Non è un momento semplice, lo sappiamo. Da sportivi sappiamo che certe partite vanno vinte, noi conosciamo l'avversario e sappiamo che per batterlo bisogna rimanere a casa. Quindi questa è la prima cosa che dobbiamo fare per vincere, rimanere a casa e rispettare le regole. Dopo, che dirvi, non è semplice rimanere a casa, non è semplice non avere la tua quotidianità, questo non è semplice, però dobbiamo pensare bene a cosa bisogna fare per il futuro e questa penso che sia la cosa più importante. Spero al più presto di ritornare nel campo, in quello che è il nostro ambiente e poter finire la stagione, perché dietro ci sono sacrifici ed è giusto portare al termine quello che abbiamo iniziato tutti, nel bene o nel male. Quindi che dirvi, vi auguro una buona serata a tutti, una permanenza a casa con le vostre famiglie che vi possa far pensare anche ad altro e prima possibile di ritornare nel nostro habitat che è il campo da calcio, ma soprattutto anche per le altre persone di poter ritornare a vivere serenamente e poter fare la vita che fino a 20 giorni fa, un mese fa svolgevano. Quindi io vi saluto, vi ringrazio, spero di vedervi presto e spero di poter insieme a voi ritornare a fare ciò che facevamo un mese fa. Grazie a tutti e ci vediamo presto. Rimanete a casa, mi raccomando. Ciao. Salve a tutti, per chi non mi conoscesse sono Goffredo Carti, un tesserato della società calcistica Valdinisi e ci tenevo a fare una considerazione in merito a ciò che stiamo testimoniando in questi giorni ed è un dato certo che ci troviamo a fronteggiare una piaga davvero laboriosa che si è radicata di giorno in giorno nelle nostre vite, adulterando e intorpidendo quella che era la nostra quotidianità, privandoci dei nostri spazi, dei nostri svaghi e delle nostre passioni. Però sono di un avviso che non tutti i mali giungono per nuocere, anche se apparentemente può sembrarlo, però sono certo di una cosa, che possiamo e dobbiamo essere intrepidi e fiduciosi che questa angosciante realtà
avrà un epilogo, si spera più celere possibile. L'appello che posso fare è quello di restare a casa. Attendiamo sviluppi rassicuranti, rincuoranti per quanto concerne questo disagio. Concludo questo soliloquio esortandovi con un forte grido: Forza Valdinisi. Buonasera a tutti gli amici di Penalty, sono Salvatore Magnino e ringrazio Ettore Tortorici per avermi invitato a esprimere il mio pensiero riguardante questa situazione difficile che stiamo affrontando tutti noi sportivi, ma soprattutto cittadini italiani. Colgo l'occasione per invitare ad affrontare questo momento, questo periodo con la giusta mentalità, senza sottovalutare la situazione perché c'è di mezzo la salute di tutti noi. E inoltre ci sono persone che stanno mettendo a rischio la propria salute per affrontare questo virus e farci uscire da questa situazione. Mi sento di poter affermare, nonostante la mia giovane età, che ne usciremo presto e più forti di prima. So che è difficile abbandonare la propria routine e le proprie passioni. Ve lo dice uno che è appena ritornato in piena forma da un grave infortunio e vorrebbe passare le proprie giornate in un campo da calcio, ma uniti ce la faremo. Salve a tutti, Giovanni Falsone, allenatore della Pro Favara. Le mie sensazioni da sportivo e da tifoso in questo momento drammatico, forse il peggiore della nostra generazione, ma questa partita dobbiamo cercarla di vincerla tutti insieme, rispettando le regole, facendo uso di mascherina, guanti e igienizzanti per le mani e principalmente di rimanere a debita distanza nel rispetto di chi ci sta vicino. Per quanto riguarda invece a livello sportivo, da uomo di sport, mi manca la quotidianità degli allenamenti, il confrontarci con i miei giocatori, con la mia società, con i tifosi, ma principalmente mi manca tanto l'esultanza di un gol fatto e la delusione di un gol subito. Tutti insieme ce la faremo, rispettiamo le regole con l'augurio di far ritornare di nuovo a far ribalzare questo pallone. Un saluto particolare ai miei giocatori, staff, tifosi favaresi e società. Restiamo a casa, rispettiamo le regole, che tutto andrà bene. Buonasera Ettore e buonasera ai tuoi telespettatori. Intanto ti vorrei ringraziare dell'invito perché è importante in questo momento anche esprimere un po' tutti quello che pensiamo. Come sappiamo tutti, abbiamo una situazione molto pesante, una situazione che dal punto di vista sanitario sta diventando anche ingestibile in molte regioni. Speriamo che al più presto riusciamo a uscire tutti nel modo più giusto. Per quanto riguarda l'aspetto sportivo, come tu ben sai, i campionati sono tutti fermi. Per quello che riguarda il campionato, dove io alleno il Belpasso in prima categoria, mancano 6 giornate alla fine, ancora non si sa quando iniziamo, se iniziamo e se il campionato si farà. Direi che la cosa più giusta in questo momento è pensare sia alla salute, perché è la cosa più importante. Però è anche vero che comunque anche per quanto riguarda i dilettanti la situazione sta diventando pesante, perché se dovesse finire il campionato tutte le squadre che hanno investito si troverebbero in difficoltà, perciò non penso che sia una cosa fattibile. Per quanto riguarda anche il discorso, e questo vorrei aprire e chiudere subito una parentesi, quando riguarda il discorso di anche in Serie A e nei professionisti di fare le partite a porte chiuse, io dal primo minuto che è stata detta questa cosa non ero d'accordo, perché come si è ben visto il giocatore della Juventus Rugani dopo Juventus-Inter è rimasto positivo, e perciò diciamo che la situazione non è così. Io mi auguro che al più presto la cosa si possa frenare, la cosa possa riprendere nel modo più giusto e riprendiamo la vita per come è sempre stata. Mi vorrei unire al coro di tutti in questo momento, e per poter fare tutto questo è giusto rimanere a casa, è giusto
in questo momento evitare le uscite, questo diciamo, è un messaggio che voglio mandare a tutti. Ti ringrazio un'altra volta dell'invito e speriamo di vederci il più presto possibile di presenza. Grazie Ettore Tortorici per l'invito a penalty. Come vedi ho messo la tuta perché ovviamente un po' da 3 settimane mi mancava ovviamente indossarla e con il tuo invito ho preso spunto e l'ho messa. Allora, io ovviamente c'è tanto da dire per questo periodo che stiamo passando, così un po' drammatico, dato le notizie che ci arrivano tramite i telegiornali, tanti contagi, ma soprattutto tanti morti in Italia e nel mondo. Questa brutta pandemia ha bloccato tutto lo sport, ha bloccato il nostro amato calcio, ha bloccato il lavoro, molta gente ovviamente non lavora più, si ritrova a casa o comunque in cassa integrazione. Che dire, il calcio ovviamente per noi è una valvola di sfogo, perché in queste categorie non si fa calcio chissà per quale rimborso spese, diciamo così, però comunque per noi è una valvola di sfogo, perché l'allenamento e la partita ci permette un attimino di rigenerarci, ci permetteva di rigenerarci. Oggi ci ritroviamo la terza settimana di stop. Ovviamente non è semplice stare a casa, però da calciatore dico che non è semplice stare lontano dal calcio, però si ritrovano tanti aspetti positivi come la famiglia, i figli, ritrovi magari tutto quello che prima non facevi, anche la videochiamata stessa con l'amico e quant'altro. Adesso per superare questa situazione, questa grave situazione, dobbiamo stare a casa per fare del bene sia a noi sia al mondo intero. Io, Ettore, diciamo, ci sarebbero tante cose da dire, però mi fermo qui perché comunque diciamo rimarcare gli stessi argomenti e magari poi porta anche un po' di tristezza. Io invece vorrei passare magari a un altro argomento, che è quello che in questi giorni, grazie ai social, magari stiamo un attimino sorridendo, perché anche grazie a questi stiamo un attimino potendo far passare le giornate in maniera più veloce. Ringrazio tutte le persone che ci mettono allegria tramite questi social e che soprattutto mi taggano. Non posso rispondere a tutti perché purtroppo anche il lavoro da casa non mi fa rispondere a tutti, però vi abbraccio, un abbraccio virtuale a tutti, un saluto alla mia squadra che è il Palagonia Calcio, un saluto a tutti i ragazzi, un saluto al presidente Calcagno e al grande direttore generale Giovanni Ragusa. Un abbraccio virtuale a tutti, ci rivedremo presto e mi raccomando, restiamo a casa. Lo sport ci ha sempre uniti e in questo momento di grande difficoltà noi sportivi abbiamo il compito di impegnarci ancora di più per sconfiggere questa brutta bestia. Mi raccomando, io resto a casa al fine di ottenere la grande vittoria come l'abbiamo fatta nel 2006. Resta a casa anche tu. Molto
Molti artisti hanno voluto far sentire la propria voce anche qui, all'interno di una trasmissione sportiva. Sentiamoli. Ciao Ettore, non mi avevi riconosciuto, sai, in periodo in cui si deve utilizzare la mascherina ci si adatta come si può, no? Qui poi a Milano, che è l'epicentro di tutto, la Lombardia, insomma non è una situazione facile, non è una situazione semplice. Tra l'altro si parla di sport, tu sei uno sportivo, malato di sportivo, anche gli sportivi, i nostri supereroi per eccellenza, belli, ricchi, famosi, di successo, insomma per questo virus non si fanno prigionieri, è come se fossimo tutti nudi. Quando si è nudi gli status cadono, non si è ricchi, non si è belli, non si è niente, si ha solo freddo. E l'unico modo per scaldarsi se si ha freddo è quello di stare vicini, quello di stare uniti, quello che dobbiamo fare adesso, stare uniti, stare a casa e stare uniti, perché non ci sono squadre, c'è solo una squadra, che è questa, la squadra italiana di cui noi tutti facciamo parte. Non molti sanno che tu, oltre a essere malato per lo sport, sei anche malato per la musica. E allora ti volevo salutare con un pensiero di un grande musicista, forse anche il più grande, Michael Jackson, che diceva che il mondo si può cambiare. Per farlo bisogna partire però dalla persona allo specchio, quindi ognuno di noi può fare la nostra. Un'ultimissima cosa, visto che tu parli dello sport più nobile, meno conosciuto ma più nobile, perché non c'è altro interesse se non l'amore per quello sport. Mi rivolgo a te, che oggi non sei noto, che oggi non sei conosciuto. Ricordati chi ha parlato di te prima, quando nessuno ti conosceva, ricordatelo! Ciao Ettore, ti voglio bene, e forza Italia e forza italiani! Vai. Higuain ha raso terra, buona l'idea per Quadrado. In mezzo va Juan, attenzione, le sue finte. Quadrado, la palla in rete. La Juventus in vantaggio. Un gol fantastico di Juan Quadrado. 1-0 per la Juventus. Quadrado. Naturalmente sto sognando, si sogna che tutto questo ritorni realtà. Sì, stiamo sclerando e allora ci tuffiamo nei ricordi. I ricordi devono essere così forti e così belli da farci proiettare verso il futuro. Periodaccio, ma ce la faremo perché siamo italiani, perché siamo forti e perché la storia siamo noi. Teniamone forte e aspettiamo che passa. Un caro saluto agli amici di Penalty dalla vostra Paola Parisi. Ciao Ettore, io sono a casa come tutti noi, come tutti i tifosi, in attesa che questo periodo così nefasto possa passare. Vogliamo tutti tornare a tifare le nostre squadre, a riempire gli stadi, perché lo sport, il calcio per eccellenza è motivo di aggregazione, quindi in questo momento stiamo sicuramente soffrendo. Ma come dice il nostro premier Giuseppe Conte, stiamo distanti adesso per poi abbracciarci più forte domani e a riempire nuovamente gli stadi, quindi è solo un momento di pazienza. Diamo fiducia alla nostra sanità che sicuramente sconfiggerà questo maledetto virus. Un bacio enorme a tutte le persone che non ce l'hanno fatta, perché il nostro pensiero va anche a loro. Torneremo più forti di prima. Ciao amici. Penalty non è un programma musicale, ma per l'occasione, come avete potuto ben vedere già dall'inizio, abbiamo sentito la voce di Chiesa e il Solo per noi di Penalty con un classico di Simon e Garfunkel. E per proseguire questa seconda parte del nostro programma vi voglio fare vedere e sentire una canzone che Mario Venuti ha ricantato proprio in questi giorni. Si intitola Fortuna. Nato danzando sul naso del mondo, fortuna inventa la bellezza.
nell'abbraccio delle sue tante famiglie, madri e sorelle che si curano di lui, e sguardi di sirene che riposano negli angoli di casa sua. Questo ragazzo di 40 anni, amato un uomo e poi una donna, mi racconta che ha passato 1 anno e mezzo in una comune nello stato di Bahia, ed anche se da tempo è ritornato sarà sempre un figlio di Iemanjá. Dimmi se questa è o non è magia. Asce, fortuna te. Chi dice che non è vero, siamo obbligati ad essere felici. Dimmi se questa è o non è magia. Asce, fortuna te. Storie di chi rimane e chi invece lascia tutto e se ne va. Qui sono a riva nella spuma di un'onda, e qui invece mentre ballo il samba, certe volte io vorrei saperne meno di come va il mondo, ormai non mi sorprende più. Sentire ancora un soffio di purezza, essere a terra, selva vergine, vergine. Dimmi se questa è o non è magia. Asce, fortuna te. Chi dice che non è vero, siamo obbligati ad essere felici. Dimmi se questa è o non è magia. Asce, fortuna te. Storia di chi rimane e chi invece lascia tutto e se ne va. Storie di chi rimane e chi invece lascia tutto e se ne va. Una bella canzone di Mario Venuti, intitolata Fortuna, che serve anche di buon auspicio per le prossime settimane che verranno. E adesso continuiamo con i video del calcio dilettantistico siciliano. Buonasera Ettore, buonasera anche a tutti gli amici che seguono Penalty. Intanto grazie per l'invito. Ettore mi chiedeva un parere sulla situazione di emergenza attuale, no? Io personalmente e molto sinceramente credo che si tratti di un dramma veramente sociale, perché comunque sta avvenendo completamente un cambio di abitudini e anche stiamo cambiando completamente il nostro modo di vivere, e quindi non è semplice adattarsi alla situazione e imparare cose nuove dal punto di vista comportamentale. Poi stiamo vivendo anche un dramma economico, perché comunque a causa di questa emergenza stiamo assistendo anche alla chiusura di molti esercizi commerciali, anche se probabilmente, anzi sicuramente sarà per un periodo di tempo circoscritto. Però in questo momento a livello economico tutti quanti ne stiamo risentendo, perché comunque non lavorando non si percepisce salario e quindi di conseguenza non si può spendere e non puoi fare la vita normale che normalmente conduci. Parlando dello sport, anche questo è un dramma sportivo, perché comunque sono state interrotte tutte le attività, anche gli allenamenti,
e quindi c'è chi come noi lo fa per lavoro e ti riconduce al discorso fatto prima. Ma non solo, perché comunque lo sport, oltre al benessere fisico, ti dà anche la possibilità di instaurare rapporti con i compagni di squadra, di gioco, insomma, quindi anche a livello sociale si riconduce anche a quello sportivo. In questo momento soluzioni penso ce ne siano davvero poche, se non quelle di stare a casa e comunque cercare di seguire le ordinanze che vengono date dagli organi competenti, quindi stare a casa cercando di uscire il meno possibile, di uscire comunque una persona per volta di ogni nucleo familiare. Quindi il momento è veramente difficile, spero che passi in fretta perché comunque mi manca molto stare in campo, mi manca stare con i miei giocatori, con la mia società, con i miei amici, eh, e quindi spero veramente che il tutto si risolva quanto prima perché comunque occorre tornare alla normalità. Quindi spero che tutto ciò avvenga nell'immediato. Ciao Ettore e ciao, un saluto particolare a tutti gli amici di Penalty. Stiamo vivendo, credo, un periodo, almeno che mi riguardi, il periodo più brutto della mia vita, della mia generazione. Chi è nato negli anni 80 forse non ha mai vissuto, fortunatamente, un periodo così triste e paradossale. In questo momento si riesce a pensare tutto tranne che al calcio. La paura è tanta per i propri cari, per i nonni, per le persone più anziane che sono dei soggetti più a rischio. L'unica raccomandazione è quella da seguire, è quella che ci dicono ormai ogni giorno sui giornali e in televisione, è quella di stare comunque tutti a casa, è l'unico rimedio. In attesa che tutto passi, lo sguardo al campionato mi fa pensare che sarà comunque un campionato falsato, in un modo o in un altro, per colpa naturalmente di nessuno, di un evento così raro. Perché le squadre sono fermate, io personalmente mi sto allenando da solo, ma non è la stessa cosa e ci saranno squadre che dovranno ritrovare la concentrazione, squadre che lottano per vincere, squadre che lottano per salvarsi, e non tutte riusciranno a riprendere da dove avevano lasciato e per questo sarà condizionato, ma ripeto, la difficoltà di tutti sarà anche e soprattutto della federazione cercare di riallacciare questo campionato. Ma l'augurio più importante è che tutto in questo momento che tutto possa finire e tornare alla normalità. Un abbraccio a tutti e in particolare un abbraccio a te. Si vivono momenti difficili con questo virus, la città è deserta, la gente è barricata in casa e speriamo che i nuovi giorni possano quantomeno essere forieri di ottimi risultati da parte dei medici che stanno facendo il tutto per salvare tanta gente, anche gli infermieri, gli ospedali sono pieni e quindi chiaramente aspetteremo gli esiti di questi risultati. Da sportivo mi auguro che quantomeno i campionati sono fermi, come ben sapete amici sportivi. Da sportivo le mie sensazioni sono preoccupanti e mi auguro appunto che si riaprano questi nuovi campionati. Da Marsala, ciao Ettore. Buonasera da Salvo D'Arico a tutti gli amici di Penalty, a tutti gli sportivi, gli amici, gli atleti e quanti ci seguono. Siamo qua come tutti, tutta Italia in quarantena forzata a casa e vorrei parlarvi brevemente un pochettino del momento sportivo, anche se in questa situazione proprio l'ultima cosa a cui poter pensare è appunto lo sport che non si può praticare. Tutto chiuso, tutti i campionati, dal professionismo ai dilettanti, al settore giovanile, tutto è stato azzerato, tutto fermato. Siamo in attesa, speriamo
che la situazione così tragica, così pesante si risolva al più presto e di poter ritornare a calcare di nuovo i campi, gli spalti per poter seguire questo meraviglioso sport che in questo momento ci manca come tante altre cose. Però il pensiero maggiore è quello di sperare in una risoluzione sempre più veloce, più rapida di questa situazione. Ci eravamo lasciati qua con campionati dilettanti, campionati giovanili veramente molto entusiasmanti quest'anno, dalla Serie D all'eccellenza, alla promozione, anche i campionati minori, al settore giovanili, nonostante le grandi difficoltà per gli impianti sportivi, specialmente qui in Sicilia, da noi. Però stavamo assistendo a dei campionati veramente entusiasmanti, sia a livello di eccellenza, di promozione, ma anche la Serie D, con il primato assoluto del Palermo. Poi abbiamo visto nell'eccellenza, nel girone a dattilo, il Paternò, squadra unica imbattuta, il straordinario campionato di promozione girone D con 3 pretendenti come Pozzallo, Siracusa e Megara che si contendono il primo posto. Purtroppo è stato tutto bloccato e ci auguriamo al più presto di ritornare, con la consapevolezza che i nostri atleti, chiaramente chiusi a casa, non possono allenarsi, si ritornerà con una condizione minima, di condizione atletica veramente deficitaria, però dovremo poi stringere i denti tutti quanti e cercare di dare una mano anche a livello di entusiasmo e di partecipazione a tutti i campionati minori. Grazie a tutti e un'ultima richiesta assoluta: rimaniamo tutti a casa. Buonasera Ettore, buonasera a tutti gli amici di Penalty Awards. So di non essere la persona adatta a dare dei consigli o a parlare su questa brutta bestia che sta affliggendo il mondo. Non sono un virologo, non sono un dottore, non sono un esperto, però sono un essere umano che tiene molto che tutto vada bene, che tutto passi. Noi non possiamo fare molto, ovviamente, essendo che appunto non siamo dei medici o delle persone specializzate su questi problemi, però quel poco che possiamo fare è rimanere a casa, rispettare le regole che ci sono state date dal governo, e anche se la maggior parte delle persone, non la maggior parte, una piccola parte delle persone non rispettano nulla, come si è visto stanotte, tutta questa brava gente che voleva o ha, ancora non sono riuscito a capire, passato lo stretto. Dico, che senso ha? Dopo che l'80%, il 90% della popolazione prova a dare una mano rimanendo a casa già da 20 giorni, tenendo alla propria incolumità, l'incolumità dei propri cari e anche dei vostri, perché anche se facciamo questo lo facciamo per tutti, non solo per noi. Mi sembra sbagliato non rispettare queste regole. Ragazzi, mi sembra, vi ripeto, una cosa indisciplinata e sbagliatissima, perché una persona civile non lo fa questo. Vi ripeto, dobbiamo rispettare le regole se teniamo al futuro dell'umanità, se teniamo al futuro dei nostri cari, se teniamo al nostro di futuro. Tutto quello che state facendo non ci aiuta, non aiuta né noi né il governo a provare di trovare delle strade nuove per combattere questo virus. Che dirvi? Speriamo che tutto passi il più velocemente possibile, che Dio ci aiuti e speriamo che quando tutto passi qualcuno di voi riesca a capire quanto è importante la vita e gli dia un valore diverso di quello che gli dà oggi. Un abbraccio a tutti e spero che la prossima volta che ci vediamo, ci risentiamo, tutto sia passato e continueremo e ritorneremo a vivere come una volta. Ciao a tutti,
tutti amici di Penalty, ciao grande Ettore. È un momento un po' così, dove tutti dobbiamo essere più forti, dobbiamo responsabilizzarci, quindi io resto a casa, fatelo pure voi, verrà il tempo dove torneremo a calcare i campi di gioco che tutti quanti tanto amiamo, quindi io resto a casa, un abbraccio a tutti da Mister Di Bella. Ciao a tutti amici sportivi, in questo momento particolare volevo esservi vicino anche se siamo distanti per ovvi motivi. Purtroppo la situazione generale è quella che tutti sappiamo, dobbiamo stare tutti dentro e non possiamo neanche uscire per un motivo talmente importante per cui dobbiamo farlo. Mi fa piacere essere vicino a tutti voi, anche soltanto visivamente, però ringrazio Ettore che mi ha dato la possibilità di parlare in questo momento particolare. Vi chiedo soltanto di pazientare, adesso dobbiamo essere molto tranquilli e aspettare che presto tornerà tutta la normalità e andremo a far rotolare questa palla che tutti amiamo e che tutti desideriamo. Io resto a casa. Ciao Ettore. Intanto ti ringrazio perché anche a distanza, eppure quest'anno mi stai coinvolgendo nella tua trasmissione. Sono molto contento di questo perché vuol dire che anche a distanza manteniamo i rapporti. Oggi siamo in un'era dove i social e tutto ci permettono comunque di mantenere rapporti e sono contento che ti sei anche quest'anno ricordato di me. Ti faccio i complimenti perché sei un professionista molto, molto serio, però ora tu mi stai chiedendo una cosa un pochettino molto grande, di parlare di questo momento. Che cosa ti posso dire? Io già sono al massimo, diciamo, dell'esaurimento, tra virgolette, perché come tutti quelli abituati a stare in campo, ad essere sempre dinamici, a stare con i ragazzi è una sofferenza enorme, anche se non rimango fermo a casa, sempre qualcosa riesco a farla, mi sto godendo i miei figli comunque sia, mi sto dilettando anche con i loro compiti, perciò divento un piccolo maestro anch'io, anche se non è il mio campo. Però niente, è una situazione comunque drammatica, qui magari ancora qualcuno non riesce a percepirlo al 100%, però l'unica regola che dobbiamo rispettare è di stare a casa, almeno io credo che noi qui l'abbiamo capito, qualcun altro ancora, sempre qui ripeto in Sicilia, non l'ha capito, però che ti devo dire, è una situazione molto assurda, terribile a tratti, però ci dobbiamo fare forza, ma non per noi, soprattutto per i nostri figli e per le generazioni future, perché il nostro pensiero va a loro, e perciò dobbiamo tenere botta. Ti saluto e spero che ci possiamo incontrare di nuovo di presenza, come abbiamo fatto qualche mese fa a Roma, dove mi ha fatto un grande piacere rivederti. Sono salito col mio gruppo di ragazzi a fare una partita e ho accettato di vero cuore i tuoi complimenti per come i ragazzi soprattutto si sono espressi quella giornata. Perciò grazie, un bacione e in bocca al lupo. Buonasera a tutti, per chi non mi conosce sono il presidente del Liceo Milano 146.
confinata in casa, chiaramente come tutti, come è giusto che sia. Cerchiamo insomma, di passare qualche minuto così, vediamo un po' di parlare anche di questa situazione coronavirus nel calcio e in generale. Dico, intanto speriamo che al più presto questa situazione si venga al più presto a risolvere con la debellazione di questo virus che purtroppo sta mettendo molte vittime e è una situazione molto molto incresciosa. Noi del calcio purtroppo lo stiamo vivendo un po' difficile perché anche i ragazzi che sono a casa, noi società che affrontiamo questa situazione non è facile perché giustamente chi è abituato ad uscire tutti i giorni a una vita quotidiana diversa dobbiamo un po' adeguarci ed è giusto così che lo facciano tutti perché se non c'è stretta necessità di uscire vediamo un po' di evitare, chissà a breve tempo questa cosa si risolva. Giustamente cerchiamo di aspettare al più presto che la cosa si risolva per riniziare a giocare perché per quanto mi riguarda e penso anche gli altri la voglia di ritornare in campo è tanta e vogliamo concludere i campionati in modo regolare, come è giusto che sia, che ci sia un vincitore. Se c'è un vinto, c'è chi retrocede, c'è chi non retrocede. E come è giusto che sia che i campionati vengano disputati sul campo, come è corretto che sia per tutti, perché i sacrifici li facciamo noi, società, come li fanno anche noi, siamo primi oggi, ma potremmo benissimo essere secondi, non sarebbe cambiato nulla, perché è giusto che chi fa sacrifici, sia i ragazzi, sia noi società con immensi sacrifici di portare a termine questi campionati nel miglior modo possibile, vedere un po' di trovare la soluzione giusta per tutti se non si dovrebbe arrivare alla fine di questo campionato. Dico, speriamo che magari dal 4 aprile si possa già avere uno spiraglio con le nuove direttive del governo che magari si inizia ad avere un po' di meno contagi, cerchiamo un po' di contenere quello che sia il propagarsi di questo virus. Che dire, speriamo di uscirne al più presto e di fare un bocca al lupo a tutte le società dilettantistiche e non di vederci al più presto sui campi, a incrociarci. Noi domenica, per noi era domenica prossima, sarebbe stato l'epilogo forse del campionato e sarebbe stata una bella domenica di festa, incontrare gli amici dell'Acque Dolci. Purtroppo il calcio è questo, almeno per quanto ci riguarda. E vediamo al più presto di poterci incrociare sul campo e dire chi è più bravo e chi è meritevole di vincere questo campionato. Un bocca al lupo a tutti i telespettatori e i radiospettatori. Un bacio e un abbraccio. E restiamo a casa, che insieme ce la facciamo. Dai Italia, non mollare. Salve, sono Maurizio Pellegrino, un saluto a tutti, lasciatemi dire in un momento così drammatico, problematico, lasciatemi rivolgere un pensiero a chi si sta impegnando in prima linea, medici, infermieri, forza dell'ordine, tutti quelli che lavorano per garantirci i necessari servizi primari. Ecco, allora a loro è il primo pensiero che mi sento di rivolgere. Noi rimaniamo a casa, ce lo chiedono loro, è l'unica forma per ricambiare concretamente l'impegno che ci stanno mettendo, quindi restiamo a casa tutti uniti, cerchiamo di pensare tutti la stessa cosa come una vera squadra, e questo lo dico da sportivo, così come lo sport giustamente si è fermato perché ritengo ci siano altre priorità molto più importanti da superare, ma come tutti gli sportivi, e questo faccio un appello a tutto lo sport ovviamente catanese, a tutto lo sport siciliano, di reagire e combattere attraverso l'unica forma che abbiamo noi, che è quella del rispetto delle regole, della lealtà, dell'onestà
e quindi ricambiamo rimanendo a casa queste forme di grande impegno che tutte le persone ci stanno mettendo. Voglio salutare tutti, grazie per l'invito e sempre il solito appello: rimaniamo a casa perché ce la faremo. Un saluto agli amici di Penalty, al direttore Tortorici, a tutti gli addetti ai lavori. Che dire, siamo fermi per questa brutta situazione. Spero che si sistema tutto il prima possibile per ritornare a fare quello che ci piace di più. E onestamente trovo anche giusto la decisione di sospendere i campionati, perché la salute viene prima di tutto. Per quanto riguarda il calcio ci mancano gli allenamenti, ci mancano i ragazzi, ci mancano le partite della domenica e spero veramente di ritornare a fare quello che ci piace di più. Per quanto riguarda il campionato di promozione Girone D, è un campionato molto bello, un campionato avvincente, dove si stanno giocando il primo posto tra squadre come Megara, Pozzallo e Siracusa. Secondo me questa lotta per vincere il campionato sarà fino alla fine, fino all'ultima giornata si giocheranno il primo posto. Per quanto riguarda i playoff ci siamo noi, il Modica, il Floridia, il Caltagirone, ci stiamo dando battaglia per entrare nei playoff, anche lì una lotta molto avvincente. Come anche nei playoff, anche lì fino all'ultimo si decideranno i playout. Veramente è un campionato equilibrato, competitivo, avvincente. Mi auguro veramente che si concluderà, perché le società hanno fatto notevoli sforzi ed è giusto finire la stagione sapendo chi ha vinto il campionato, chi è entrato nei playoff, chi è retrocesso, non buttare tutto all'aria tutto quello che si è fatto fino a questo momento. Vi mando un forte abbraccio, spero che il prima possibile finiamo questa brutta storia e di vederci e parlare di calcio come piace a noi. Buona serata. Buonasera a tutti e un caro saluto a tutti voi. Un ringraziamento particolare al signor Tortorici e alla redazione di Penalty che mi hanno dato la possibilità di dire la mia su un problema attuale che riguarda tutti noi e che ci colpisce da vicino, quello del coronavirus. Ovviamente parlando di sport sappiamo che è stato colpito anche il nostro mondo ed è dura passare una domenica senza calcio, è dura passare una settimana senza calcio. Non penso alla Serie A, ma penso a tutti noi che lo facciamo per passione e che per noi è un gioco, e togliere un gioco a un bambino lo fa piangere, non lo rende felice. Quindi posso dire che riguardo questo problema dobbiamo soltanto combatterlo e voglio aggiungere due cose, voglio essere breve, una cosa da cittadino e una cosa da sportivo. Da cittadino voglio invitarvi a rispettare le regole, a rimanere a casa, tutto quello che ci è stato detto, perché ovviamente renderemo più facile questa battaglia. Quindi osserviamo le regole perché siamo abituati ad osservarle nel nostro mondo, quindi osserviamole anche nella vita. Da sportivo posso dirvi che siamo abituati, questa è una partita di calcio, vediamola come una partita di calcio, siamo abituati a giocarle, siamo abituati a giocarle fino al 125esimo, al 95esimo, bisogna vedere quale caso, però siamo abituati a giocarle fino alla fine e siamo in grado di vincerle, perché ne abbiamo vinte tante. Magari poi alla fine della partita, al fischio dell'arbitro, ci scambieremo la maglia e saremo vincitori e ci rivedremo al più presto dentro un campo, tutti quanti, perché ne sono certo questo, che ci rivedremo dentro un campo, quindi non abbandoniamo l'idea. Siamo felici e posso dirvi solo una cosa, andrà tutto bene. Grazie, un caro saluto e a presto.
Ciao Ettore, intanto ti ringrazio per avermi dato la possibilità di esprimere il mio parere su questa situazione particolare che ha colpito tutti noi sportivi e non. Io posso dire che il calcio giocato sia da giocatore, sia da allenatore UEFA B, sia anche da tifoso, manca tantissimo. Gli allenamenti, le partite, i discorsi negli spogliatoi, la gioia delle vittorie, la tristezza, anche la tristezza delle sconfitte, le partite in televisione. Non ci si aspettava che una cosa del genere potesse veramente capitare. Ma la salute di tutti noi addetti ai lavori e non, giocatori e non, è di primaria importanza. E dobbiamo in tutti i modi rispettare le regole che ci vengono imposte, con la speranza di poterne uscire prima possibile e riprendere tutte le attività che ci competono. Detto questo, non mi resta altro che salutarti con un in bocca al lupo a te e al tuo staff di penalty. Sono stato molto conciso perché non mi prolungo molto nei discorsi. Speriamo di poter riprendere la nostra attività normalmente. Ti abbraccio e a risentirci. Ciao Ettore, ciao amici di Penalty. Approfitto di questa bella giornata per prendere un po' d'aria, visto che qui non mettiamo la testa fuori dalle finestre già dal 2 di marzo. Io, come ben sai, vivo a Carpi già da un anno, quindi sono in piena zona rossa. Niente, volevo approfittare della tua bontà e di esserti ricordato di me, facendo un grosso augurio sia ai miei conterranei, ai siciliani, che a tutta Italia. Poi un appello agli sportivi. Lo so che dura, lo so che sono situazioni a cui non siamo abituati, però sicuramente i vostri allenatori, i vostri preparatori vi sapranno come mantenere ugualmente nelle condizioni per poi riprendere alla grande e finire alla grandissima questo rush finale di torneo che purtroppo si è interrotto per forze maggiori. Un po' di pazienza, capisco che dura per chi vive di calcio, ma prima la salute. Ragazzi, poi volevo fare un grosso appello anche a tutti quelli che come me hanno scelto di vivere al nord. Evitiamo per il momento di tornare sotto. So che già è tardi e che c'è già stata praticamente un'invasione, però non facciamo altro che mettere a repentaglio la vita dei nostri cari. A chi non piacerebbe, a me primo, andare a trovare in questo periodo in cui non si lavora, andare a trovare i propri genitori, i propri parenti, ma non faremmo altro che portarci dietro chissà che cosa. Quindi cerchiamo di tenere duro, rimaniamo a casa. Non sono certo questi 20 giorni, non sono un male insuperabile. 20 giorni a casa con la propria famiglia, si possono riscoprire anche altre cose. Stiamo insieme, teniamo duro e tutti insieme ce la faremo sicuramente. Un grosso abbraccio a tutti. Ciao Ettore, un saluto a tutti. Che dire, sicuramente una situazione assurda, inverosimile. Chiaramente stiamo vivendo una pandemia, quindi a livello mondiale. È una situazione sicuramente, almeno da parte mia, mai vissuta prima, e quindi chiaramente capisco le difficoltà che molte famiglie stanno attraversando a causa di questa situazione. Sicuramente ci sono molte vittime in tutto il mondo e quindi il primo pensiero va a tutte quelle persone che sono in una situazione critica. Poi di conseguenza vediamo che questa calamità, diciamo così, ha colpito un po' la nostra vita intima, le nostre abitudini. Abbiamo i bambini che non possono andare a scuola, molte persone non possono andare a lavorare, c'è il rischio di perdere il posto di lavoro, molte persone hanno perso amici, parenti, e quindi non posso che unirmi, diciamo così, a tutti quelli che sono in una situazione difficile.
per tornare un po' a quello che è il discorso che ci unisce, che è lo sport, sicuramente di conseguenza è stato investito in pieno anche nel mondo dello sport. Vediamo tutte le squadre professionistiche, tutti i campionati sono stati bloccati, addirittura i campionati europei sono stati spostati, slitteranno, e anche i nostri campionati minori, quindi i campionati dilettantistici, si sono fermati tutti. Chiaramente non sappiamo la tempistica, non conosciamo il risvolto che può accadere, quello che può succedere. Diciamo che ci sono varie situazioni che potrebbero nascere dal fermare i campionati, da annullarli del tutto, quindi riprendere l'anno prossimo, dal fermare i campionati con l'attuale classifica e quindi procedere di conseguenza, ma anche questo non so fino a che punto possa essere facilmente attuabile. Sicuramente una situazione molto difficile. Credo che l'augurio migliore che io posso fare un po' a tutti è quello che questa situazione possa finire il prima possibile. Chiaramente per far ciò ognuno di noi deve assumersi le proprie responsabilità, dobbiamo essere persone responsabili, capire la situazione, che è una situazione difficile, e quindi al momento non possiamo fare altro che restare a casa, ascoltare ciò che le autorità ci impongono, diciamo così. Quindi ci vuole una presa di coscienza un po' da parte di tutti, capire che la situazione è molto difficile, molto pericolosa, e quindi restare a casa al momento è sicuramente la cosa migliore che si possa fare. Il mio augurio è che questa situazione si risolva il prima possibile e che al più presto ci possiamo rivedere sui campi da calcio e riprendere le nostre attività. E niente, ci possiamo, a mio avviso, solo affidare al buon Dio e sperare che il tutto avvolga al meglio. Quindi vi abbraccio un po' a tutti e un grosso saluto. Buonasera, buonasera amici di Penalty, e un caro saluto al mio amico Ettore Tortorici, che stasera mi ha dato l'opportunità di entrare virtualmente nella sua trasmissione per lanciare un messaggio di speranza. Non è un momento facile né per l'Italia né per il mondo. Stiamo combattendo contro un virus che ci sta mettendo a dura prova. Ogni giorno si contano nuove vittime, il contagio non si arresta. Sicuramente lo sport in questo periodo ci avrebbe aiutato a distrarci, ci avrebbe aiutato a caricarci, ma giustamente è arrivato lo stop e dobbiamo attenerci alle disposizioni del governo, dobbiamo rimanere a casa perché è l'unica arma che abbiamo per combattere il coronavirus. Mi piace pensare a questo periodo come una finale del mondo. L'Italia da una parte e dall'altra l'avversario che è molto ostico. Un avversario ostico che sta vincendo, è in vantaggio. Ma noi non dobbiamo permettergli di vincere al termine dei 90 minuti. Dobbiamo assolutamente rimontare, dobbiamo batterlo. E quel giorno scenderemo in piazza per esultare. Esulteremo perché avremo conquistato il gradino più alto del podio e in quel momento ci riprenderemo le nostre vite. Non molliamo, rimaniamo a casa perché io sono sicura, andrà tutto bene. Un caro saluto a tutti. Tante parole, ma soprattutto tantissima emozione. E per chiudere la puntata odierna speciale di Penalty, andrà tutto bene, vi voglio presentare un video che mi ha particolarmente colpito, quello di Marzio Gaudioso, ovvero un dirigente del Mascalucia San Pio X. Ciao Ettore e un saluto a tutti gli spettatori di Penalty. Devo confessare che in un primo momento ho avuto qualche perplessità ad accettare l'invito rivoltomi ad intervenire questa sera in questa particolare, speciale, straordinaria sicuramente puntata di Penalty.
Ho avuto qualche perplessità legata a quella reticenza che ognuno di noi ha quando è chiamato a parlare di sé, a esprimere i propri pensieri, le proprie emozioni, ma anche un po' il dubbio, la preoccupazione di, in qualche modo, in questo momento così delicato, nel dover dire qualcosa di banale o di ripetitivo. Poi però, appunto, sono tornato un po' su questo dubbio, innanzitutto per la stima che mi lega Ettore da anni e non potevo rinunciare a un suo invito, naturalmente, ma anche per provare a dare un piccolo contributo a questa bella idea redazionale che hai avuto, Ettore, in questa trasmissione serale odierna, come idea che permetta a tutti gli operatori, allenatori, calciatori, dirigenti, appassionati calcistici di Sicilia, del calcio dilettantistico di Sicilia, di unirsi in questa serata particolare, di questo periodo particolare. E allora, come ti dicevo, ci proverò a dare il mio contributo per quello che mi chiedevi, esprimere le mie sensazioni. Una prima sensazione di questo periodo è legata alla consapevolezza che stiamo scrivendo un'epoca storica. De Gregori, in una sua vecchia canzone, diceva appunto: la storia siamo noi, e mai come in questo periodo lo stiamo percependo assolutamente un po' tutti, indubbiamente. Una seconda sensazione che sto vivendo in questo periodo è la percezione intorno a me che si sta riscoprendo una appartenenza di popolo più che di nazione. Ma c'è anche un'altra esperienza che in questi giorni sta montando, no? Sono i flash mob chiamati alle finestre a cantare o a accendere una luce nelle luminarie di domenica sera o ad applaudire tutti insieme l'opera eroica di chi è in prima fila, sicuramente gli operatori sanitari innanzitutto, le forze dell'ordine. E ecco, attraverso quindi questi messaggi, questi flash mob, si percepisce, come dire, il desiderio di lanciarsi comunemente delle corde, qualcosa che ci fa unire per sostenerci, per dirci l'un l'altro e anche lo scriviamo, ce la faremo. E così è, così sarà sicuramente. Infine, in ultimo, naturalmente, la sospensione è anche per tutti noi che siamo qui in compagnia di Ettore, e la sospensione delle attività calcistiche. Certamente non sappiamo come e quando queste riprenderanno. Io sono certo che i dirigenti federali al momento ovviamente non possono sapere neanche loro che tipo di decisioni assumeranno, ma auspico che da una parte saranno attenti a far concludere la stagione mantenendo quelli che sono, diciamo, i valori anche sportivi che la stagione ha espresso. Il come sarà determinato dal tempo a loro disposizione, perché credo che dall'altra parte una esigenza sia quella poi di voltare pagina a partire dalla stagione 2020-2021 e far sì che questa cominci di nuovo con la massima tranquillità. E come riusciamo a misurare la capacità un domani di poter fare a meno del calcio? Secondo me anche da come viviamo queste giornate. Ecco, se riusciamo a viverle serenamente, riempiendole di contenuti di senso, trascorrere del tempo con le persone con cui viviamo, dividiamo la vita, serenamente. Ma il calcio è anche, qui concludo, un'esperienza sociale che a ciascuno di noi ha dato la possibilità di conoscere a tantissimi amici, tantissimi affetti, che adesso io abbraccio, naturalmente virtualmente, in attesa di farlo al più presto, davvero al più presto personalmente. Ciao a tutti. E così abbiamo concluso anche la puntata odierna speciale di Penalty. Andrà tutto bene. Ci rivedremo fra 7 giorni, sempre qui, su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre. E come sottofondo finale vi lascio con una canzone che è un inno di speranza. We Are The World. Appuntamento alla prossima settimana.
Ciao Ettore, un saluto a te e a tutti i telespettatori di Penalty. Sono Esael e sono qui per dedicare una canzone a tutti gli sportivi e a tutti gli amanti dello sport, perché andrà tutto bene, ce la faremo. There comes a time when we hit uncertain cold, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day there's someone somewhere to make a change. We're all a part of God's greater, bigger family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the world to make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. We are the world, we are the children, we are the world to make a better day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Just you and me. Just you and me. Andrà tutto bene. Guarda, te lo giuro, non te sopporto più, sono arrivato proprio al culmine, ce l'ho fino a qua, non te sopporto più, non t'areggo più, non t'areggo. Ma so io che non ti sopporto più, ma perché te ne vai di casa? Me ne andrei, ma senza autocertificazione dove vado, dico io, dove vado? Comunque ci volevano proprio questi giorni insieme, di relax, spegniamo tutto, ci rilassiamo, non pensiamo proprio a niente, non pensiamo, eh? Hai ragione. Beh, sì. mamma mia, proprio il relax. Amore, però basta un attimo con queste serie su Netflix, dai, stai rincoglioni, metti un attimo il telegiornale, vedevo un attimo gli aggiornamenti, no? Mettiamo il telegiornale. Signore e signori, oggi dalle nostre terrazze alle ore 18 canteremo tutti insieme l'inno italiano. Domani solita ora, gelato al cioccolato di Pupo e dopodomani volare di Modugno. Non mancate. Oh, ma se sei -5, se vogliamo cominciare a affacciare? No, andiamo a vedere stamattina, Dai. Andiamo. Qua ne aria proprio. Matteo, guarda, mi serve un favore importantissimo. No, ma più che altro non reggo più sta situazione, sto veramente a sbroccare. Dai, allora mi faccio un'autocertificazione e so da te, eh? Grazie, Matteo, ti ringrazio, veramente. Che ci scrivo sopra su sta cosa io? Che ci scrivo? Con questa mia a dirvi. Con questa... Veniamo noi con questa mia a dirvi. A dirvi una parola. A dirvi. A dirvi. Ma Matteo, guardi, io veramente non so come ringraziarti, mi hai salvato la vita perché sto sbloccato dentro casa, non ce la faccio più. Guarda, veramente grazie mille. Simo, ma che scherzi, non ti preoccupare, non ci sono problemi. Facciamo un dolce? Ti va una crepe? Lo faccio un toast? Nonna, ciao, come stai? Senti una cosa, ci potresti dare per favore la ricetta di pasta e fagioli? Perché non c'abbiamo niente da fare, stiamo sempre a pensare a mangiare. E mangiamo. Certo, sono ancora 11:30 di mattina. Ci arriviamo mo stasera. Mamma mia. Ma se vuole fare amore, così perdiamo un po' di tempo? Sì, fammi amore, dai. Ma sono ancora 11:30? Ma se rifamo amore? Un'altra volta dici? Beh, ma se non ci basta più. Rifamo amore. Amore,
fatto, qua non passa più il tempo, rifamosene un'altra. Un'altra volta? Sì. Famosene un'altra. Amore. Ma amore un cazzo, guarda, io non ce la faccio più, sono arrivato. Ma non la faccio più, ma questa non è una quarantena, ma questo è un inferno, così, Senti tesoro, vediamo un po', tutto quello che dovevi fare l'hai fatto? Le mani le hai levate? Il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute lo hai evitato? Bocca e naso, se starnutisci o tossisci, li hai coperti? Occhi, naso e bocca con le mani hai evitato di toccarli? Ti sei astenuta dal prendere farmaci antivirali e antibiotici? Hai pulito le mani con superfici disinfettanti a base di cloro e alcol? Perfetto. Ce la faremo! Ce la faremo!